sul fronte d'attacco, fondamentale quando c'è da far salire la squadra, inarrestabile nell'1 contro 1, da una mano in copertura, presente sui calci piazzati a difendere la propria area di rigore. 2 gol, di cui uno straordinario. Che dire? Diego Di Vittorio, voto 9, dinamite. Torna a ruggire il bomber del Checco che con una doppia incornata favorisce la rimonta dei suoi dopo il momentaneo vantaggio del De Angelis. Cuore, corsa, lavoro sporco ed ovviamente gol. Valerio Nardecchia, voto 8,5, Panzer. Espulso Morezzi, la situazione per la Ragnatela Pub sembrava compromessa. Lanzi si è caricato la squadra sulle spalle e da quel momento a centrocampo ha eretto una diga insormontabile per quelli dell'Alitalia. Sua la giocata che risolve la partita, un sinistro che buca la rete. Andrea Lanzi, voto 8,5, Mark Lenders. La partita dei record da 14 reti è lui a segnarne più di tutti per il Tony Ponzi Investigazioni. Hat-trick e se fossimo in Inghilterra si porterebbe a casa il pallone con le firme di avversari e compagni. In barba all'apparenza, il Tony Ponzi ha un'anima di classe mancina. Davide Bettinelli, voto 9, striker. Più bravo a difendere o ad attaccare? Difficile capirlo. Il Football 8 gli ha dato le chiavi di entrambe le manovre e lui si dimostra il migliore, anzi, uno dei the best. Daniele Pantaleoni, voto 8, dominatore.